Sicuramente rientra nella filosofia, perfettamente nella filosofia dei nostri progetti teaming, che vogliono aiutare a evidenziare l'eccellenza e a renderla ancora più visibile di istituti in paesi che hanno un alto potenziale, infatti, di ricerca e innovazione, che però non è ancora pienamente sfruttato. Quindi questa è la filosofia del teaming. Questo è un progetto sicuramente che avrà un grandissimo impatto, che ha una strategia di lungo termine molto ben sviluppata, e dove il governo è anche partecipe con dei finanziamenti complementari, che era una delle richieste in questo progetto, e che ha delle prospettive appunto importanti da questo punto di vista, per una partnership anche molto forte con un istituto tedesco che può trasferire le sue buone pratiche per costituire questo centro di eccellenza. Quindi una serie di elementi importanti che erano per noi fondamentali e che sono completamente soddisfatti dalla proposta per il momento. Infatti volevo chiedere cosa vi aspettate però, per esempio, perché questo valore aggiuntivo che ha avuto questo progetto, adesso cosa vi aspettate nei prossimi 5 anni, anche di più? Beh, diciamo che adesso è adesso che il progetto di fatto comincia, quindi noi l'abbiamo selezionato, anzi degli esperti internazionali indipendenti l'hanno selezionato sulla base di un numero di criteri, sulla base di una proposta che era molto solida. Cosa ci aspettiamo? Che adesso tutto quello che era menzionato nella proposta, questa analisi del mercato che è stata fatta, queste prospettive, queste attività, vengano alla fine implementate nel migliore dei modi, quindi che vengano soddisfatte le condizioni inizialmente predisposte. Questo significa quindi costruire questo centro di eccellenza, e la cosa importante di questo progetto è che già l'entità legale è stata costituita. Questo è molto importante per noi, perché per l'effetto strutturale che queste iniziative ne devono avere sul territorio è molto importante che ci sia un'autonomia negli istituti che si creano nei centri di eccellenza, un'autonomia anche decisionale del programma scientifico e dei metodi appunto di reclutamento anche. Quindi questo è molto importante per attirare il talento da altri paesi al paese stesso nell'istituto e viceversa, quindi che ci sia questo scambio. Quindi ci aspettiamo che effettivamente da un lato l'istituto nuovo creato proceda e faccia quello che era stato promesso, e dall'altro lato ci aspettiamo appunto che anche i finanziamenti complementari che erano stati promessi vengano effettivamente messi in atto, quindi la costruzione del nuovo edificio, quindi è tutta una strategia globale che dovrebbe essere messa in atto. E da quello che abbiamo visto questi giorni sono stata molto contenta di essere venuta qui, perché si mettono le facce dietro dei nomi, delle frasi. Ho visto moltissima energia, un grandissimo commitment, un grandissimo impegno a portare avanti le cose, una partnership che è molto ampia e che è una ricchezza, perché ci sono vari istituti coinvolti, e questa è una ricchezza perché ognuno porta una parte delle sue conoscenze e delle esperienze. Una partnership molto forte, come abbiamo detto, con l'istituto avanzato, lo chiamiamo comunque quello più esperto, che deve portare la conoscenza. Quindi sono tutti elementi che ci fanno capire che le prospettive sono buone, e adesso si tratta appunto di implementarle.